Un clima decisamente invernale con temperature abbondantemente sotto lo zero ha accolto stamani a Belluno centinaia di agenti in rappresentanza delle polizie locali del Veneto che oggi celebrano il patrono San Sebastiano e la seconda edizione della festa istituita con decreto della Regione nel 2019. Oggi è un vero piacere poter ospitare la seconda giornata della Polizia Locale del Veneto e poter ospitare tutti i comuni del Veneto in questa splendida cornice di questa città di Belluno e l'orgoglio è ancora maggiore perché la nostra celebrazione viene subito dopo quella avvenuta lo scorso anno a Venezia, quindi è un motivo di soddisfazione in più. Alza bandiera sulle note dell'inno nazionale in Piazza dei Martiri, poi in corteo agenti e autorità accompagnati dalla banda della Polizia Locale di Venezia hanno raggiunto il Duomo per la solenne messa celebrata dal vescovo Renato Marangoni. Carissime polizie locali, se operate nell'amore e se tendete alla verità, c'è un'autenticità di vita, c'è un bene comune da cercare insieme, da condividere, da costruire. Dopo la funzione religiosa, i rappresentanti delle polizie locali del Veneto si sono ritrovati nella sala teatro del Giovanni XXIII per la cerimonia di consegna degli attestati per meriti speciali a 43 agenti appartenenti alle municipali della regione alla presenza dell'assessore Cristiano Corazzari. Sono il primo e più vicino presidio di legalità sul territorio, ha detto l'assessore regionale, che ha sottolineato la necessità di una riforma del corpo attesa da molti anni. Il ruolo della polizia locale sta cambiando, i nostri compiti cambiano con l'andare avanti dei tempi, la comunità ha esigenze sempre diverse e noi siamo sul territorio per rispondere alle esigenze della collettività. Agli agenti in festa quest'oggi non un tributo simbolico, ma la riconoscenza di tutta la comunità.